Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, edizione flash del nostro audio video giornale. Attivata dal numero unico d'emergenza 112 del Friuli Venezia Giulia e da Sores, la macchina dei soccorsi questo pomeriggio per la ricerca di una persona dispersa in montagna nel territorio del comune di Montereale Valcellina. È stato attivato l'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia a supporto del soccorso alpino per il mancato rientro di un escursionista di 67 anni. Le ricerche, come detto, sono in corso, ulteriori aggiornamenti nel corso, speriamo, di questa edizione, altrimenti positive, chiaramente, altrimenti nel corso della giornata. Icrea Banca ha perfezionato l'acquisto della quota del 47% del capitale di Banca Medio Credito del Friuli Venezia Giulia, detenuta dalla regione Friuli Venezia Giulia. Con il relativo trasferimento delle azioni, autorizzato da parte delle autorità competenti, Icrea Banca detiene ora il 100% del capitale di Banca Medio Credito Friuli Venezia Giulia. Lo ha reso noto l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, ricordando come la regione abbia portato a termine così un percorso di dismissione della propria partecipazione nell'istituto bancario che era iniziato nel 2018 con la cessione della maggioranza delle quote al gruppo Icrea. È una sorpresa questo inizio, non accade tutti i giorni per una squadra come l'Udinese, ad altre invece sì. La scelta di Sottil, la famiglia Pozzo e io conoscevamo Sottil per i 4 anni trascorsi a Udine da calciatore, conoscevamo le caratteristiche di una persona molto cattiva agonisticamente, un grande lottatore, conoscevamo anche la sua propensione alla leadership nello spogliatoio. Così per Paolo Marino, direttore generale dell'area tecnica dell'Udinese, parlando a Radio Anch'io su Radio 1. Allo scudetto non pensiamo, vogliamo analizzare partita per partita e capire con grande umiltà, ma anche voglia di stupire, dove può arrivare questa squadra. Aggiunge, neanche il ritorno in Europa è un obiettivo stagionale. Non dobbiamo creare pressione alla squadra, a tutto l'ambiente. Abbiamo una squadra che lotta e che non regalerà alcunché, ma non poniamoci obiettivi. Servono più di 7 partite per capire dove possiamo arrivare. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.